tutti, benvenuti all'informazione di Focus TG che apriamo naturalmente con gli ultimi dati relativi al coronavirus, i dati che sono un po' il bilancio che viene diramato ogni giorno dalla regione attraverso l'azienda Zero e quello che interessa ovviamente è soprattutto vedere le variazioni con gli 11 casi in più registrati a Treviso, parliamo della giornata di oggi in pratica, e con i 4 casi in più a Vicenza e i 5 in più a Venezia, escluso Milano. Questi sono i casi con un totale di 333 e quindi un totale di 26 casi in più per la giornata di oggi. Ci sono anche i ricoveri che vale la pena guardare, con ricoveri e purtroppo anche i decessi. Ci sono 4 ricoveri in più, come vedete, per l'ospedale di Treviso e insomma gli altri casi di ricovero in più che sono per fortuna inferiori. Il totale sono 81 persone ricoverate e 13 in più rispetto alla mattina. Ci sono anche purtroppo, come dicevo, i decessi, con i 3 decessi dell'ospedale di Treviso, 1 all'azienda ospedaliera di Padova e 1 a Mestre. Il totale dei decessi dunque sale a 5, purtroppo c'è stato un incremento rispetto alla giornata di ieri e anche rispetto a questa mattina. Questi sono gli ultimi dati, ovviamente noi poi vi terremo aggiornati cercando sempre di aggiornare questo bollettino. Ci spostiamo adesso a Bassano perché ci sono 60 operatori sanitari, medici, infermieri e tecnici che a scopo precauzionale, questo lo sottolineiamo, sono in sorveglianza domiciliare dopo che un paziente di circa 60 anni, residente in Lombardia e domiciliato nel Vicentino, è risultato positivo al tampone del coronavirus. La sorveglianza è stata estesa anche a 4 pazienti, con cui il 60enne, ricoverato dal 13 febbraio all'ospedale Sant'Orso di Bassano, ha condiviso la stanza. L'uomo è già stato trasferito all'ospedale di Negrar, quindi in provincia di Verona. Adesso andiamo a sentire invece, sempre sul tema del coronavirus, andiamo a sentire il governatore del Veneto Luca Zaia, sentiamo il suo aggiornamento. Ma c'è già ribadito e sarà presentato a breve pubblicamente in maniera visibile a tutti. Abbiamo 464 postazioni già in essere, parte delle quali ovviamente occupate anche per l'attività ordinaria, cioè il trapianto piuttosto che particolari patologie. Dall'altro abbiamo un progetto di incremento importante dei posti di terapia intensiva, lo facciamo dal punto di vista prudenziale, non è detto e spero che non si utilizzeranno mai, però è giusto, come deve essere fatto, prepararsi al tutto. Da subito ci siamo attivati. La verità è che sul mercato poi il tema dei macchinari è un tema che langue, nel senso che non c'è poi tutta questa disponibilità, come è accaduto con la partita delle mascherine e quant'altro. Zaia ha anche annunciato il lavoro che sta svolgendo insieme ai governatori di Lombardia ed Emilia-Romagna a sostegno dell'economia. Stiamo redigendo un progetto di richieste comuni che verrà presentato domani alle 16 al Presidente del Consiglio. Saremo in collegamento io e il collega Fontana e probabilmente anche Bonaccini, adesso non lo so con chiarezza, ma comunque avremo domani alle 16 l'incontro con il Presidente del Consiglio. Ecco, ci possono essere delle anticipazioni, qualcosa riguardo a queste richieste comuni? Guardi, anticipazioni, noi chiediamo da un lato misure straordinarie per le imprese, per il mercato, per tutto quello che sta accadendo, e dall'altro la necessità ovviamente anche di avere investimenti importanti sul fronte anche dei mercati internazionali. E nel fronteggiare gli aspetti sanitari ed economici conseguenti anche alle misure messe in campo per fronteggiare il coronavirus, il Presidente ribadisce: dobbiamo guardare in faccia alla realtà, è un virus, lo stiamo affrontando, dobbiamo diminuire il contagio semplicemente utilizzando delle regole, diciamo, che sono ormai note a tutti, che sono quelle di non andare in luoghi affollati, che sono quelle di mantenere la distanza di almeno 1 metro nel parlare con le persone, e che sono anche la volontà ovviamente di seguire tutte le indicazioni che abbiamo avuto, tipo quelle igieniche, di lavarsi spesso le mani o di starnutire utilizzando il gomito e quindi il braccio e molto altro ancora. Ora ci spostiamo a Padova, dove il coronavirus non ferma l'università, infatti ecco le prime tesi discusse in videoconferenza.
La commissione di discussione della sua tesi di laurea ha valutato con il massimo dei punti la sua esposizione, quindi le conferiamo 11 punti, le facciamo le nostre congratulazioni per la sua esposizione e riceverà istruzioni per la proclamazione. Anna è dottoressa con 110. La studentessa di farmacia sorride soddisfatta dallo schermo del computer. È una delle prime laureande a discutere la tesi in videoconferenza secondo le disposizioni dell'Ateneo di Padova per far fronte all'emergenza coronavirus. È andata bene, si fa quello che si può, insomma, è andata così. L'importante è aver finito, la festa la faccio lo stesso, non c'è problema. Alle spalle di Anna l'equipe della farmacia dell'ospedale di Vicenza con cui ha realizzato la tesi. Venerdì, sempre in via telematica, avverrà la proclamazione. Subito dopo Anna tocca ad Andrea, una normale seduta di laurea al Dipartimento di Farmacia di via Marzolo, ma questa volta l'emozione non è solo degli studenti ma anche dei professori che per primi vogliono dare un segnale positivo. La modalità è uguale, quindi ci consente di fare il nostro lavoro con regolarità e di proseguire la vita dell'università, che è una cosa importantissima adesso, dimostrare che possiamo anche in situazioni di emergenza continuare il nostro lavoro come il solito. È un passo importante e da parte nostra è un passo assolutamente doveroso. Non potevamo far perdere tempo agli studenti perché in questo periodo, vi ripeto, un periodo di laurea, un periodo di esami, far perdere del tempo prezioso agli studenti significa anche per alcuni di loro, ad esempio, rimandare di un'intera sessione l'esame di Stato. L'Università di Padova non si ferma, la laurea resta un momento solenne nonostante avvenga a distanza. L'unica cosa che manca sono i tradizionali cori all'uscita dell'aula e qualche scherzo goliardico. Ci sono le lauree in videoconferenza, però ci sono anche le scuole che si attrezzano per le lezioni a distanza e tra gli istituti che si sono organizzati per proseguire l'attività didattica c'è il Liceo Duca degli Abruzzi, sempre a Padova, dove le lezioni da ieri infatti proseguono online. Vediamo. Buongiorno ragazzi, allora proseguiamo con l'appello. Piano B, corsi online, seconda settimana di chiusura per la scuola ai tempi del coronavirus. Le aule sono off limits per gli studenti, ma le lezioni in diversi istituti trevigiani continuano da casa in modalità telematica. Ok ragazzi, ho bisogno che mi diciate in questo momento se tutti vedete già il PowerPoint. Perfetto, ok, bene, partiamo. Al Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso il piano per l'istruzione digitale era già avviato da tempo. Quello che è successo in questo momento col coronavirus ha trovato una scuola pronta a continuare perché aveva già gli strumenti che possono essere le varie piattaforme ad operare per evitare di perdere il contatto e il rapporto con i nostri ragazzi. La novità è stata sicuramente la possibilità di fornire un servizio di video lezione. E così anche stamattina gli studenti hanno potuto proseguire la normale attività didattica attraverso il PC, proprio come se fossero in classe interagendo con l'insegnante via chat. Come procede? Tutto a posto? Intanto ci sono domande? Vedo che non mi interrompete. Tutto liscio? Bene? Benissimo, sono contenta. Lo specifico, quello della natività, mi raccomando, e della resurrezione. Devo dire che i ragazzi stanno partecipando anche con gioia, con grande interesse. Se devono interagire facendo le domande, ogni tanto sono io che le faccio, se ci sono domande da fare, hanno un sistema di messaggistica immediata, io riesco a controllare se qualcuno abbandona, qualcuno esce, li vedo, e a me i ragazzi sono forniti anche di webcam nel computer, ma non è mai successo sinceramente. La lezione continua, agli studenti vengono affidati compiti da svolgere a casa, poi ci saranno le verifiche. Anche questo è il Veneto, che nonostante tutto non si ferma. E dal Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso torniamo a Padova, siamo stati nei bar del centro per vedere come si sono adeguati alle disposizioni del governo per fronteggiare il coronavirus. Riuscite a far rispettare le distanze di sicurezza? Visto le persone che ci sono, sicuramente sì. Visto che non c'è nessuno, di conseguenza le disposizioni vanno rispettate comunque. Buongiorno. Vista l'affluenza attuale della piazza, siamo estremamente in grado di attuare, diciamo, le misure di sicurezza. Perché
Perché c'è pochissima gente. C'è pochissima gente, ma Dovete spiegarlo o c'è un po' di consapevolezza? La gente sa come si deve comportare? c'è un po', c'è un po' di consapevolezza, però molte volte bisogna spiegarlo. Bar davanti al Santo oppure in pieno centro storico, vuoti o con pochissima gente. Le disposizioni del decreto del Consiglio dei Ministri, visto il numero esiguo di clienti, è facile da far rispettare, ci dicono. Servizio solo al tavolo, le distanze di sicurezza, il cosiddetto droplet di 1 metro, 1,5 metri. I pochi avventori che incrociamo sono rigorosamente seduti ai tavolini. Ho distanza di sicurezza o preferisco rimanere a casa mia? A questi tempi, insomma, dai. È preoccupata? Beh, oddio, insomma, un po' di riguardo ci vuole. In molti si sono attrezzati con cartelli che avvisano e invitano i clienti al buon senso, chi lo scrive a mano, chi invece come la pasticceria Graziati di Piazza della Frutta ha appeso un dettagliato decalogo. La preoccupazione è tanta tra gli esercenti padovani. Il mio problema è che io a fine mese devo pagare 30 stipendi e i miei ragazzi sono importantissimi, perché sono persone che con me si sono sempre comportate bene, perché sono persone che meritano e devono avere il loro stipendio a fine mese. Non tutti i baristi hanno voglia di parlare, molti sono arrabbiati. È la psicosi e l'allarmismo ad aver svuotato i locali, dicono a denti stretti. La titolare di un bar proprio di fianco all'università si è vista cancellare tutti i banchetti di laurea. Ripeto, non sottovalutiamo la cosa, ma non sopravvalutiamola. Cioè, le conseguenze di questa cosa qua non le stiamo vedendo adesso, le vedremo nel tempo, perché io so di albergatori, titolari di catering che hanno disdette di 50, 60, 70 mila euro. Chi ci ridà questi soldi? Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo. Notizie dal coronavirus, ma non solo, da tutte le province del Veneto. Eccoci tornati in studio per parlare ancora di coronavirus. Siamo stati nei locali del centro di Padova. Adesso il punto di vista degli agricoltori veneti che si sono riuniti questa mattina a un tavolo convocato dalla Regione. Manca la manodopera, dicono, ci sono perdite per milioni di euro e quindi bisogna agire subito. Oggi la necessità era innanzitutto di far presente alla Regione, che poi porterà nei tavoli istituzionali nazionali, che occorre intervenire immediatamente sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista mediatico e quindi tranquillizzare il consumatore che i nostri prodotti agricoli sono sani, sono salubri, quindi le speculazioni che stanno avvenendo, e poi da un punto di vista di interventi di misura a sostegno economico, quale ad esempio le moratorie sui mutui a livello contributistico, di sostegno alle nostre aziende che oggi stanno subendo danni importanti, parliamo nell'ordine del 30-40%. Le perdite calcolate dagli agricoltori veneti con l'emergenza coronavirus sono consistenti, fino a 50 milioni di euro al mese. Dato è emerso al tavolo verde presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura con le associazioni di categoria. La maggior parte delle perdite è concentrata nell'area rossa, dove sono ancora intrappolate circa 200 aziende agricole, che coltivano 600 ettari vocati alla viticoltura e olivocoltura, con un indotto turistico notevole. Grande preoccupazione per il futuro è anche che i prodotti nostri, i prodotti alimentari, il vino, non vengono bollati come prodotti che possono portare il coronavirus. Questo sta emergendo, per cui la grossa campagna che dobbiamo fare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, è dire che il prodotto food, il prodotto vino, è un prodotto che è sano, è un prodotto che non è aggredito dal virus, per cui no a tutti quelli che stanno iniziando a chiedere certificazioni coronavirus free. Ad aggravare la situazione c'è poi la mancanza di manodopera straniera nei campi, richiamata nei paesi d'origine, cui si intende intervenire attraverso il ripristino di voucher. Anche i lavoratori che assistono, e ricordo sono quasi 50.000 quelli che vengono a lavorare stagionali nella nostra agricoltura veneta anche da altri paesi, non vogliono più arrivare, quindi chiederemo al governo che reintroduca i voucher, quelli semplici, quelli da 10 euro all'ora per i nostri pensionati, per i nostri studenti, per i nostri disoccupati, in modo che troviamo manodopera e sia manodopera nostra che venga sui campi o nelle serre quando c'è ora di raccogliere l'asparago oppure l'insalata o le fragole.
Ora ci spostiamo nella Basilica del Santo di Padova, prima però vi do una notizia relativa all'ospedale di Schiavonia, nella Bassa Padovana, ospedale chiuso all'inizio dell'emergenza coronavirus, poi svuotato un po' alla volta dei pazienti che si trovavano, ebbene riaprirà i battenti a breve. Questa è la notizia che arriva dalla Regione del Veneto, la data più probabile è quella del 7 marzo. L'assessore regionale Emanuela Lanzarini infatti ha incontrato la conferenza dei sindaci dell'ULSS 6 Eugania ed è uscita questa possibile data per la riapertura. Dicevo della Basilica del Santo che è deserta, messe celebrate via streaming, ma pochissimi fedeli. Alcuni arrivano, pensate, dal Sud America. Il sagrato vuoto, pochi fedeli entrano velocemente per una preghiera. La Basilica di Sant'Antonio nemmeno a Ferragosto è così vuota. La paura del coronavirus ha toccato anche uno dei luoghi più famosi della cristianità. È un unicum anche storico, dicono, perché a parte il momento dopo l'incendio del 1749, la Basilica è sempre stata aperta, soprattutto con le celebrazioni, perché di per sé noi la Basilica l'abbiamo tenuta aperta in questi giorni, quindi ecco, di per sé insomma le cose vanno avanti nel loro ordinario modo di procedere, però senza le celebrazioni indubbiamente è tutto un altro sentire, tutto un altro vivere da parte della Basilica e dei frati stessi. Secondo le disposizioni decise dalla diocesi di Padova dopo la pubblicazione del decreto del Consiglio dei Ministri, per questa settimana le messe saranno sospese, battesimi e matrimoni avverranno solo in forma privata con la presenza di soli padrini o testimoni. I frati del Santo hanno scelto anche durante la prima settimana di emergenza coronavirus di non chiudere le porte della Basilica per consentire ai fedeli di pregare, ma le messe in questi giorni vengono trasmesse esclusivamente via streaming. Celebriamo, diciamo, come frati, riuniti come comunità, la mattina la nostra preghiera e poi la sera la Santa Messa alla tomba del Santo, e questo è un po' un privilegio, ecco, perché non è comune celebrare alla tomba del Santo, ci fa sentire uniti a tutti i devoti. Pochi pellegrini, bancarelle deserte, il santo che osserva dall'alto gli effetti della paura, qualche fedele che arriva dall'estero però c'è e sfida i timori. Ecuador. Veniamo dall'Ecuador. ¿Sabéis del coronavirus que está aquí en Padova? Abbiamo sentito del coronavirus, non abbiamo paura, ma bisogna fare attenzione. Poco lontano anche una famiglia cilena arrivata in Italia il 22 febbraio quando è esplosa l'emergenza. In Cile, dicono, si registra solo un caso. Bisogna prendere le giuste precauzioni. Siamo un po' preoccupati, ma stiamo attenti e ci laviamo spesso le mani. Abbiamo sentito i baristi di Padova, adesso ci spostiamo a Bassano dove siamo andati a sentire altre categorie economiche per capire come sia la situazione, in particolare le categorie dei parrucchieri e degli ottici. Torniamo a parlare del metro di distanza da osservare secondo decreto. Ci sono categorie economiche per le quali è estremamente difficile mantenerlo. Parliamo ad esempio dei parrucchieri. Le indicazioni sono per esempio essere a 1 metro di distanza, perché altrimenti potrebbe essere pericoloso. E voi come? Qui è difficile sinceramente. Se siamo sinceri, siamo vicini, quindi 1 metro è impossibile per noi a livello della nostra attività. Ma usate una mascherina? No, attualmente no. Questo vi fa un po' paura? No, io ho continuato a fare la vita normale, nel senso anche con le mie clienti, esatto. Ci siamo attenuti a quello che ci hanno detto quelli di categoria per la pulizia, per la disinfestazione e tutto, però il resto abbiamo continuato normalmente. Altra categoria, le estetiste, ma quelle interpellate erano tutte troppo occupate con le loro clienti, segno questo che il lavoro non è calato, almeno questa settimana. Andiamo quindi dagli ottici. Però effettivamente c'è poca gente che passa, quindi... Senti una cosa, ma quelle misure, stare a 1 metro di distanza, eccetera, come si fa? È difficile, è molto difficile, perché soprattutto nel mio lavoro, cioè voglio dire, quando si provano gli occhiali, quando si devono centrare, ci si avvicina molto e quindi... E lei non ha paura? No. Insomma, ci garantiscono tutti che la distanza di sicurezza non è possibile, ma si va molto di candeggina, di pulizie straordinarie e di un po' di ottimismo.
L'amministrazione comunale di Padova dimezzerà le rette per le famiglie che hanno figli alla scuola dell'infanzia o negli asili nido comunali. La decisione è stata presa dopo la seconda settimana di chiusura decretata dal governo. Per quanto riguarda la scuola primaria, le tariffe si basano sui buoni pasto che non verranno pagati per i giorni di chiusura delle scuole. Ma sentiamo l'assessore alla scuola del Comune di Padova, Cristina Piva. Ci rendiamo conto che la chiusura di 2 settimane di scuole dell'infanzia e asili nido possa aver provocato nelle famiglie un grosso disagio, quindi ci mettiamo nei panni di queste famiglie che già hanno tanti problemi anche per altre cose e abbiamo pensato che fosse utile dare questo ristoro economico dimezzando la retta. È una cosa automatica, in base alla tariffa che la famiglia si trova a dover pagare verrà dimezzato e in questo caso verrà tariffa successiva verrà tenuto conto di questo sconto, diciamo. Cambiamo argomento perché il coronavirus ferma anche il Vinitaly. Dopo l'annullamento della fiera di Düsseldorf è arrivato lo stop anche per la fiera veronese. Si tratta fortunatamente però di un rinvio, non di un annullamento. L'inaugurazione infatti è stata spostata dal 19 aprile al 14 giugno con chiusura il 17 giugno. La decisione di rinviare una delle fiere del vino più importanti del mondo sarebbe dovuta anche all'assenza degli espositori americani per il blocco nei movimenti dagli Stati Uniti. Si attende a momenti, già in serata, il comunicato ufficiale di Verona Fiere dopo le richieste delle associazioni dei produttori di vino. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo con notizie da tutto il Veneto. Chiudiamo questa lunga pagina sul coronavirus, però ovviamente seguiamo anche tutto quello che succede in Veneto e in questo momento ci spostiamo ora a Legnago, in provincia di Verona, con un falso invalido che deve all'INPS ben 270.000 euro. A scoprire la truffa i finanzieri di Legnago. L'uomo di Gazzo Veronese dal 2005 era riuscito a farsi riconoscere l'invalidità civile al 100%. Sentiamo. Si era fatto riconoscere l'invalidità civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua. Così un uomo di Gazzo Veronese dal 2005 aveva percepito indebitamente la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità e inabilità al lavoro. Una somma di 270.000 euro, ma a scoprire la truffa gli uomini della Guardia di Finanza di Legnago, che lo hanno tenuto sotto controllo con appostamenti e videoriprese. Secondo gli accertamenti l'indagato era in grado di svolgere ogni ordinaria attività senza necessità di alcun ausilio. Nel 2012 aveva anche superato le visite mediche per il rinnovo della patente di guida con l'unica prescrizione dell'obbligo dell'utilizzo di lenti. Ora è accusato di truffa aggravata ai danni dell'INPS per 270.000 euro. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre formulata una richiesta di sequestro preventivo di pari importo. Ora ci spostiamo nel Bellunese con i disagi che nelle ultime 48 ore sono arrivati per l'ondata di maltempo che ha investito la provincia, con pioggia nelle valli e neve abbondante oltre i 1000 metri di quota. Per la troppa neve addirittura chiusi gli impianti di risalita a Cortina e ora è stato di attenzione per il rischio valanghe. Dovrebbe esaurirsi in serata l'ondata di maltempo che da ieri sta interessando la montagna bellunese, che sta causando innumerevoli disagi. Copiose nevicate stanno interessando le zone montane oltre 1000 metri di quota. Si tratta di neve pesante che ha abbattuto rami e piante finite sulle strade. Lunedì sera i problemi maggiori hanno interessato indistintamente il Cadore, il Comelico e la Gordino, dove numerosi mezzi pesanti sprovvisti di catene, non riuscendo più a procedere, hanno provocato enormi rallentamenti al traffico. È così che il comando della Polstrada di Belluno ha disposto pattuglie di filtraggio dei veicoli sulla 51 di Alemagna, Pieve di Cadore, sulla 52 Carnica verso Monte Croce Comelico e sulla 203 a Gordina, Cencenighe. I vigili del fuoco sono stati impegnati per il recupero dei tir in difficoltà. Problemi alla circolazione con lunghi incolonnamenti sono stati segnalati dal tardo pomeriggio di lunedì per mezzi pesanti di traverso fra Valle di Cadore e Vallesina.
Tutti i passi dolomitici sono chiusi per neve. Nel pomeriggio è stata riaperta la 49 Misurina Carbonin, chiusa in mattinata per consentire le operazioni di pulizia ai mezzi sgombra neve. Il maltempo ha provocato alcuni blackout a Borca di Cadore e a San Vito che Enel ha risolto in mattinata. Le condizioni meteo avverse hanno costretto i gestori degli impianti di risalita dell'area di Cortina a fermare l'attività in attesa di un miglioramento. Sono perciò chiuse le stazioni dei Monti Faloria, Cristallo e del Lagazzuoi. Gli impianti funzionanti di Tofana e Pocol da ieri hanno limitato il numero massimo di passeggeri nelle cabine per rispettare le distanze minime fra gli occupanti stabilite dalle disposizioni in materia di contenimento del contagio da coronavirus. Ma il maltempo ha messo in allerta la protezione civile che alle quote più basse sta monitorando i versanti in frana. A Belluno si è rimesso in moto lo smottamento di via Miari e quella porzione di provinciale è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione del materiale che ha occupato la carreggiata. Il tratto di strada in questione ai piedi del centro storico della città era stato riaperto da poche settimane dopo l'importante smottamento dello scorso novembre. Questa volta però i tempi si prevedono più celeri. La fase più intensa del maltempo si prevede in esaurimento dalla serata. In seguito i fenomeni si faranno più discontinui e irregolari. E ora andiamo nel Vicentino perché purtroppo c'è una nuova vittima sul lavoro. A perdere la vita un autista di Lonigo durante le fasi di carico delle merci sul suo mezzo. Colognola ai Colli, Verona. Nuova vittima per un incidente sul lavoro accaduto stamani verso le 9. Si tratta di un uomo, un cinquantenne di Lonigo, che lavorava come autista per una ditta di trasporti di Sarego e proprio per effettuare un carico si era recato alla Mectronic, una ditta di automazione industriale, nella zona artigianale di Colognola per ritirare delle merci. Proprio durante le fasi di carico sarebbe avvenuto il drammatico incidente. L'uomo, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un muletto. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi del 118 che hanno trasportato lo sfortunato autista con un elicottero, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal che dovranno stabilire le esatte dinamiche del drammatico incidente. Il nostro Focus TG si conclude, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.